Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane e la facciamo cominciare con una domanda. Qual è il colmo per un imprenditore cinese? La risposta è essere copiato da un imprenditore cinese. Ne parleremo davvero con una particolarità nella seconda parte. Questa prima parte invece vuole dare valore a una nuova rassegna, una rassegna che fa rima davvero con marketing del territorio, con gusti, con sapori e con l'intelligenza di essere un luogo come questo, una villa veneta palladiana. Qui siamo a Villa Corner della Regina a Cavasagra, dove si apre questa rassegna per tutti i venerdì, altri 4 venerdì. Oscar Trentin, portavoce di questo radicchio in villa, ci dirà immediatamente cosa avete creato. Abbiamo cercato di creare una novità. La novità è che una volta il radicchio Cibo dei Poveri entra da signore nelle ville venete. Le ville venete che in questo territorio, nel raggio di pochi chilometri, segnano sicuramente dal punto di vista culturale una delle eccellenze che possono dare tanta soddisfazione a questo territorio, alla provincia di Treviso. La strada del radicchio, in sinergia con il consorzio di tutela e con il consorzio dei ristoratori del radicchio, ha lanciato questa nuova iniziativa, Radicchio in Villa, per far conoscere questo prodotto non tanto al nostro territorio, a rilanciare il nostro territorio, ma farlo conoscere fuori. Spesso fuori viene conosciuto quasi come un'insalata, invece il fiore d'inverno e la rosa di Castelfranco sono prodotti veramente meravigliosi. Questi in abbinata con tutti i prodotti tipici del nostro territorio fanno sì che abbiamo pensato che questo può essere veramente il motore di una nuova iniziativa che può rilanciare il turismo nel nostro territorio, nella nostra provincia. Ecco, proprio in conclusione, Oscar, diamo gli altri appuntamenti. Dopo Villa Corner, il 18 Villa Emo, poi Villa Emo Fanzolo, poi avremo in uno sposalizio ideale del territorio tra il Sile e il Dese, Villa Camarcello a Levada, Piombino Dese, per finire poi infine il 2 dicembre a Villa Caprera, che idealmente dà l'inizio della strada del radicchio, a Castello di Godego. Per cui queste 4 ville in sinergia tra loro ci daranno questa opportunità di conoscere cultura, perché oltre alla cena di gala, alla degustazione, c'è la possibilità di vedere da vicino le opere del Veronese, tutte le opere anche minori che molto probabilmente tanti non conoscono, ma che sono terribilmente affascinanti e che sono custodite in questi meravigliosi teatri della cultura. Allora, ricordiamocelo che tutti noi possiamo prenotarci, quindi cerchiamo subito sul il motore di ricerca Radicchio in Villa e ci saranno tutti i riferimenti. Grazie a Oscar Trentin. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi altri ospiti da questa rassegna Radicchio in Villa. Tra poco. Un patto sociale per la crescita economica. Coldiretti di Treviso il prossimo 28 novembre presenterà il proprio progetto socio-economico in quello che vuole essere un appuntamento condiviso con i 95 sindaci della Marca trevigiana e i colleghi delle altre categorie. Sentiamo dal presidente Fulvio Brunetta le forti motivazioni che lo hanno spinto ad organizzare questa convention. Il motivo nasce dall'esigenza di presentare direttamente agli amministratori e al comparto economico di questa provincia quello che è il nostro progetto della filiera tutta agricola italiana. E in modo particolare far capire quelli che sono i punti di forza e quelle che sono le azioni che andremo a mettere in campo direttamente in questo territorio, dove è coinvolto anche il consumatore. L'appuntamento di Coldiretti si terrà, come detto, il 28 novembre presso il BHR Hotel. Nel corso della mattinata si svolgerà un talk show con presenti Claudio Filippuzzi, presidente del Consorzio dei produttori di Campagna Amica, l'assessore regionale Franco Manzato, il presidente di Coldiretti Veneto, Giorgio Piazza e un rappresentante dei consumatori. Ospite d'onore Redka Anzian, a moderare il direttore Domenico Basso. Enzo Bottos, direttore di Coldiretti, ci parla del progetto Coldiretti. Progetto economico-sociale. Perché economico-sociale? Economico innanzitutto sia per quanto riguarda le imprese produttrici, noi diciamo oggi di cibo, produttrici di cibo, le imprese agricole, e sociale perché si rivolge praticamente ad una platea molto ampia, cittadini, consumatori.
ai quali noi vogliamo comunicare, vogliamo fornire il nostro prodotto, far assaggiare il nostro prodotto, però anche spiegare come viene, quali sono le tecniche di produzione, quali sono le peculiarità del nostro prodotto agroalimentare italiano, in una comunicazione che non è una comunicazione che stiamo dando da oggi, ma è una comunicazione che parte da parecchi anni, nel momento in cui abbiamo lanciato a livello su scala nazionale appunto questo progetto, un progetto che mira a valorizzare appunto tutte le peculiarità del prodotto italiano, ma mira anche e soprattutto a dare un segnale ben chiaro ai consumatori che stiano attenti, al di là di guardare il prezzo, al di là di guardare le caratteristiche che possono essere le caratteristiche intrinseche appunto del prodotto, ma anche l'origine, quindi l'origine della produzione. Noi diciamo sempre che il consumatore quando spende dovrebbe essere consapevole di quello che sta acquistando, quindi attenzione sempre appunto all'origine. Un patto sociale per la crescita economica rischia di essere un bel precedente di collaborazione tra categorie. Un patto sociale per dare una risposta a quello che è una delle esigenze che stanno andando avanti, cioè la produzione del cibo. Trattare il cibo è uno degli elementi più importanti che ci troviamo da qui avanti, visto anche la forte crescita demografica che è prevista, ma soprattutto anche per quello che compete questa provincia. Patto sociale dove tutti possono entrare e partecipare nel dare un segno distintivo di quello che è il Made in Italy. E da questo punto di vista le amministrazioni ne sono coinvolte proprio perché saranno anche interessate nelle varie attività che si faranno sul territorio attraverso la richiesta degli spazi, l'utilizzo dei luoghi, e per cui bisogna informare, far capire cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare e qual è praticamente il senso del nostro progetto. Rientriamo allora in questo studio ideale, come detto, dedicato a Radicchio in Villa. Siamo ancora a Villa Corner della Regina Cavasagra e vi presentiamo Simonetta Gazzola, proprietaria di questa splendida villa di stile palladiano, e Chiara, che saluto. Ovviamente collega sarebbe troppo, una conduttrice, un'inviata di Vita in Diretta, che tra poco ci parlerà di una manifestazione che verrà fatta a Castelfranco Veneto. Ma io voglio parlare di questo luogo intanto. Allora, siamo nel 1500 quando qualcuno ha deciso di creare questa perla? Esatto, siamo nel 1500 quando qualcuno ha pensato di ideare questa meraviglia. La villa nasce nel 1500 ma verrà poi restaurata e sistemata nella seconda metà del Settecento col Francesco Maria Preti, che appunto dà lo stile palladiano e quello che è tuttora. Ecco, ed oggi questa è usufruibile dal pubblico? Si può chiedere, non lo so, magari dicono stupidaggini, in affitto per fare delle iniziative? Certo, assolutamente. Adesso noi abbiamo finito un restauro molto pesante che è durato parecchi anni e attualmente appunto viene adibita ad eventi di qualsiasi genere, quindi dai matrimoni a cene importanti come quella di questa sera, a qualsiasi altro tipo di evento. Allora, grazie Simonetta. E a una cena importante come quella di questa sera è arrivata Chiara per raccontarci un altro progetto che si svolgerà a giugno, ma è giusto iniziare a scaldare i motori. Di cosa si tratta? Assolutamente sì, si tratta della prima edizione del Castelfranco Film Festival. Noi abbiamo approfittato di questa bellissima serata in questa splendida location e di questa bella gente, insomma, per parlare di quello che sarà la prima edizione di questo festival, una kermesse dedicata al cinema, ai giovani autori e soprattutto alle seconde opere cinematografiche. Vuol dire che a Castelfranco vedremo registri di fama, attori per 8 giorni, quindi davvero una città del cinema per 8 giorni. Sì, di fama davvero internazionale, grandi nomi del cinema italiano, io penso alla De Sio, a Giannini, a Maria Grazia Cucinotta, Riccardo Scamarcio, Anna Falchi, insomma tanti personaggi che fanno parte di quella che è il mondo della televisione, anche dello spettacolo e soprattutto del cinema. Allora, io ringrazio Chiara ovviamente per averci anticipato questo progetto davvero importante e grazie per l'ospitalità a Simonetta. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanto Radicchio in Villa, tra poco.
Oggi vi voglio presentare un Pinot Grigio IGT Veneto dell'azienda Terre di San Rocco. È un'annata 2009, area vocata roncade da questo punto di vista. Il colore è giallo paglierino, il colore cristallino, il colore ci porta a questi temi un po' grigi che appartengono al Pinot Grigio, è abbastanza consistente, nel senso che trovo sicuramente una buona dote alcolica. Il naso intenso, note complesse che in ogni caso ci richiamano temi fruttati, temi floreali, fiori secchi, nello stesso tempo ci richiamano alla mineralità e giustamente motivo anche perché il lievito abbia la sua presenza. Il gusto è caldo, è preciso, minerale e sapido nello stesso tempo. Valida la sua morbidezza dettata da questo tenore alcolico che indubbiamente fa parte di questa famiglia. Io lo abbinerei a dei tortelli di magro, magari ripieni di carne bianchi, piuttosto che anche legarli a dei risotti di verdure che chiaramente tanto sono del nostro territorio. Cari amici, il vino di oggi è un Cabernet del Piave DOC. L'azienda Cantina Produttori Campo di Pietra, siamo in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, un bel rosso rubino. Gli archetti sono presenti, persistenti e fitti. Bella la sua consistenza e la sua luminosità. Proviamolo al naso. Al naso è deciso. Sono presenti queste note certamente legate al mondo della frutta rossa, ma sono presenti anche delle note legate al mondo della speziatura. Ecco quindi la frutta, i ribes, la ciliegia. Queste evoluzioni di fiori secchi e mineralità finale. Impatto positivo quindi al naso. In bocca. In bocca esprime una certa personalità. Belle queste note fruttate, ma anche queste evoluzioni minerali e vegetali, ma vegetali positive. Certo, un po' giovane, un po' particolare, un abbinamento? Pollo ripieno alla veneta. Salute! Rientriamo in questo studio ideale dedicato a questo radicchio in villa, questa rassegna, vi dicevamo, dedicata ovviamente alla valorizzazione di un prodotto qual è il variegato di Castelfranco IGP e in delle location che sono le ville venete. Siamo ancora in Villa Corner della Regina Cavassagra, in questo set ovviamente improvvisato per raccontarvi questa serata, e abbiamo un ospite d'onore, diciamo così, di questa serata, Red Canziana, che saluto. Red, grazie ovviamente anche per la cortesia di essere ospite anche di Cronache Trevigiane, e sappiamo che tu sei vegano, no? Ecco, spieghiamo a chi magari non sa cosa significa. Ma vegano è uno che ha deciso di non avere qualcuno nel piatto, per cui mangia solo ciò che è dalla terra, quindi tutto ciò che si può raccogliere, la verdura, la frutta, le patate, qualsiasi altra cosa che non siano animali, e neanche i derivati, quindi neanche latte, neanche burro, neanche quindi formaggio. La serata di stasera con Principe, i radicchi di Treviso, radicchio variegato. Fantastico, ma e poi è partita con una pasta e fagioli meravigliosa fatta da Carlo dalla Pasina, che è un caro amico e sa anche i miei problemi, le mie scelte, che non sono problemi, anzi sono gioie, e per cui che non posso mangiare certe cose, che non voglio mangiare certe cose, quindi ho mangiato una magnifica pasta e fagioli col variegato, che è veramente un radicchio fantastico. Adesso sta facendo un risotto, chiaramente lo levo un attimo prima e lo tira solo con l'olio, per me non col burro, e così via. Se non si fa, origliavo prima alcuni discorsi, no? Ed è vero quindi che questa trevigianità te la porti dietro e che diventa quasi un supplizio per chi ti sta attorno, no? Anche quando vai all'estero magari ti dicono basta con questa Treviso, con questo Veneto. Nessuno me l'ha mai detto basta con questo Treviso, anche perché io lo racconto come se fosse un mio amico il Veneto, lo racconto come racconti
quando parli bene di tuo figlio, quando parli bene del tuo papà, quando magari parli bene del tuo papà che non c'è più e che assomigliava così tanto a questa trevigianità, a questo Veneto forte, a questo Veneto combattivo, a questo Veneto in grado di tirarsi sulle maniche in ogni momento. Allora, quando lo racconti con questa emozione, io credo che non puoi annoiare nessuno, e anzi tutti sono interessati a venirlo a vedere questo Veneto. Io ho fatto mangiare radici e fasioi ai miei amici di Milano, compresi i Pooh, la prima volta credo 35 anni fa. E mi hanno guardato perplesso, perché in effetti uno che non sa che cos'è, vedi sta cosa, pasta e fagioli, ci butti dentro il radicchio, lo condisci con l'olio, l'aceto, il sale e il pepe, e dici ma cosa sta succedendo? Quando l'hanno mangiato non hanno più smesso di farlo, e ogni volta che vengono qui le richieste di Facchinetti sono radici e fasioi e emoeche, che le prime volte le chiamava emoecoe. Gli ho detto no, emoecoe è un'altra roba, emoeche è qui. Allora, io ti ringrazio davvero per la cortesia, per la testimonianza e soprattutto per i racconti davvero straordinari, e Cronache Trevigiane si ferma qui, terminando questa prima parte. Nella seconda, ve l'abbiamo già detto, c'è il colmo di un imprenditore cinese. Qual è? Beh, scopritelo tra poco. Rientriamo in questo studio ideale, dicevamo cambiamo pagina da dei sapori ad altri sapori. Tra poco ai nostri microfoni un imprenditore cinese, Yu Lishuang, conosciuto in tutto il Veneto come Marco, inventore di un modo di fare ristorazione, ma Marco ha un problema: i suoi colleghi cinesi lo vogliono copiare, quindi di solito dicono che è un problema solo degli italiani. Tra poco sentiremo cosa ce ne parla. Intanto c'è l'inaugurazione di un nuovo ristorante a 2 Carrare, 50 nuovi assunti, di cui 10 ragazzi della provincia di Padova. Anche questo fa ovviamente crescita ed economia. Ci fermiamo qua, ci guardiamo un servizio di Cronache Trevigiane e poi i nostri microfoni, questo imprenditore tutto da scoprire. A tra poco. Tradizione e molto altro al centro di San Martino tra i sapori d'autunno, appuntamento organizzato dalla Proloco di Paese. Una manifestazione nata con l'intento di promuovere le specialità di stagione, in particolare il kiwi, e offrire una vetrina ai produttori agricoli locali e non solo. Tanti anche quest'anno gli espositori accorsi in piazza Paese per la soddisfazione del presidente della Proloco, Giampaolo Badesso. Quest'anno, a dire la verità, il tempo ci ha dato veramente una mano, mantenendo fede alla tradizione della piccola estate di San Martino, e quindi sicuramente gli espositori che si sono dati appuntamento qui, in buona parte provenienti dall'ambito della Coldiretti, ritengo che possano considerarsi soddisfatti. Un evento entrato a pieno titolo nel calendario delle festività del territorio, grazie anche alla ricca offerta presentata, adatta a tutti i gusti. Degustazioni per i più grandi, simulazione di antichi mestieri per i più piccoli e tante altre iniziative benefiche e culturali. L'assessore Carraro ringrazia gli organizzatori. Grazie ancora una volta, devo dire, alla Proloco, a tutti quelli che fanno volontariato e che ci danno una mano, e i produttori che ancora credono in un recupero forte forse del nostro paese, che vengono qua nonostante tutto non per guadagnare, ma sicuramente per proporre i loro prodotti. A conclusione della manifestazione domenica scorsa si è tenuto un concerto per celebrare San Martino, patrono degli agricoltori, ma anche del comune di Paese, come spiega Don Giuseppe. San Martino è il patrono anche dei contadini, della terra, e quindi è il giorno più adatto per esprimere questo grazie al Signore per i doni che ci ha dato, ma anche per festeggiare il patrono della nostra comunità parrocchiale e anche del nostro comune. Il comune di Paese ha come patrono San Martino. San Martino tra i sapori d'autunno, la festa di Paese, che assicura il sindaco Pietro Bon, avrà un seguito anche nel futuro, grazie alla collaborazione di tutti. La gente c'è, ha risposto, noi siamo felici, cercheremo di organizzarla un po' meglio negli anni futuri, perché abbiamo visto che la risposta c'è, quindi il nostro impegno sarà sicuramente maggiore. Con la Proloco, con il supporto della Proloco comunale, io sono sicuro che questo riusciremo a farlo.
E rientriamo in questo studio ideale, vi dicevamo che andremo in questa puntata ad indagare anche dei gusti particolari, ad esempio quelli offerti da questo signore da tutti conosciuto come Marco, no? Marco che ha ideato una ristorazione wok sushi particolare, dove si entra nel ristorante, si sceglie a buffet quanto si vuole e si paga sempre il medesimo prezzo, è così? Sì, adesso come wok sushi mi copia quando ho inventato una cucina a vista. Da 5 anni fa fino adesso io ho fatto anche prima locale a Pleganziole, provincia di Treviso. Provincia di Treviso, poi secondo locale a Cadone, che è provincia di Padova. Fino adesso tutti i cinesi mi copiano, si chiamano infatti, wok, diciamo, wok è sushi. È il dramma di un cinese, che di solito sono i cinesi, si dice che copiano gli altri, invece Sì, è vero. i cinesi copiano Marco. E da qui la decisione anche di mettere il tuo nome, no? Come fosse davvero un simbolo di questo modo di fare ristorazione. Infatti adesso noi chiamiamo proprio l'istante wok Marco, allora così è difficile, impossibile, mi copiano il mio nome anche. Una nuova inaugurazione a Due Carrare, dove però questa volta c'è il servizio a tavola anche. Questa volta tutti quanti noi facciamo il servizio a tavola, tutti i clienti, non più service come Pleganziole e come Cadone. Allora Marco, resta un po' con noi perché ci guardiamo questo servizio di cronache trevigiane e poi ti chiedo qualche altra cosina di questa integrazione, no? Tra il tuo mondo e quello, diciamo, veneto, che probabilmente oggi parla anche la stessa lingua. A tra poco. La crisi non dà tregua, ma il piccolo commercio alimentare resiste. Queste le conclusioni emerse dal convegno dedicato alle sfide dell'associazionismo organizzato da Amacrai ed Ascom Confcommercio di Treviso. Molti gli autorevoli esperti intervenuti a questo annuale appuntamento della cooperativa montebellunese, così salutato dal presidente di Ascom Guido Pomini. Questo è ormai un appuntamento fisso da parecchi anni, l'assemblea di Amacrai, che è forse il gruppo più importante che vicino a Confcommercio rappresenta una gran parte delle imprese del settore alimentare e in particolare questa grande esperienza cooperativa. È un momento questo molto particolare perché coincide con non solo una crisi economica ma anche una crisi di valori che le imprese stanno sentendo in maniera pesante. E oggi parlare di cooperazione, parlare di stare insieme, credo che sia quanto mai di estrema attualità. Quella di Amacrai è una storica realtà del commercio alimentare che fa della relazione con il consumatore e della vicinanza al territorio i suoi tratti peculiari. Questo è il commento del presidente di CRAI, Gian Giacomo Ibba. Facendo prossimità, facendo quindi un punto vendita che è prossimo alla gente, è fondamentale l'aspetto relazionale. Noi da questo punto di vista abbiamo un elemento fondamentale che è l'imprenditore che presiede il punto vendita e quotidianamente sta vicino ai clienti. Da Montebelluna parte dunque la sfida del piccolo commercio alla grande distribuzione, una sfida combattuta anche con le armi del prodotto, che come afferma il presidente di Amacrai Bavaresco, vanta un invidiabile rapporto qualità-prezzo. Che noi abbiamo un prodotto a marchio molto buono, efficiente, che sta aumentando di anno in anno perché qualitativamente è molto buono e si può sostituire la grande marca con prezzo leggermente inferiore, perché in effetti il prodotto nostro a marchio è leggermente inferiore e perciò il consumatore dovrebbe veramente capire questo messaggio che noi diamo. Noi cerchiamo di fare il possibile per far questo. Un presente difficile, un futuro tutto da scoprire. Per il commercio alimentare di prossimità, tuttavia, le prospettive sono tutt'altro che negative, assicura il professor Roberto Ravazzoni. Superato questo momento critico, la prossimità ritroverà tutta la propria importanza. Segnali in questo senso ci sono in tutta Europa, non solo in Italia. Le grandi catene di altri paesi stanno investendo in formati proprio di prossimità, quindi fanno delle piccole strutture più vicine a dove la gente vive o lavora. Amacrai rappresenta l'esempio del commercio che viene incontro al consumatore, investendo sul fattore umano oltre che sulla qualità del servizio e di prodotto. Una ricetta vincente per il mercato alimentare, un modello per i commercianti trevigiani ai quali è rivolto il messaggio del presidente Pomini. Né essere né pessimisti né ottimisti, essere realisti, rimboccarsi le maniche, cercare di capire che per guardare il futuro bisogna guardare in maniera diversa, essere quindi innovativi, ma non perdere la fiducia, perché persa questa in realtà si rischia di perdere tutto.
Rientriamo allora in questo studio ideale dedicato a questa particolarità, un modo di fare ristorazione dove viene coinvolto ovviamente il consumatore con un prezzo e quantità indefinita. Siamo ancora a 2 Carrare per festeggiare l'inaugurazione di questo ristorante Wok Marco. Dicevamo i colleghi cinesi hanno copiato questo modo di fare. Secondo te perché? Cos'è che ha convinto il consumatore? La possibilità ovviamente di mangiare all'infinito, solo questo? No, soprattutto in questo periodo di crisi a noi ha fatto, perché in teoria con servito a tavolo noi abbiamo fatto più personale, allora dobbiamo aumentare almeno 5 euro, invece abbiamo soltanto chiesto 90 centesimi in più, in totale 16,80 centesimi, 16,80 euro, così i clienti mangiano quello che vogliono, non c'è limite. Poi, però noi tutto servito a tavolo. Ecco Marco, da casa immagino si chiedono ma come riesci poi a garantire allora questi prezzi? Soprattutto in questo periodo di crisi noi dobbiamo ce la facciamo perché abbiamo in 4 locali, in totale sarà 2000 posti a sedere. Quindi riesci a fare economie di scala, giusto? Sì, abbiamo tanti clienti e riusciamo a fare. Ecco, ti sei inventato anche 2 soluzioni, no? C'è anche un piatto gigante, è così? Sì. In questo locale, il ristorante Wok Marco, abbiamo 2 soluzioni per mangiare. Prima soluzione 1, menù a carta. Dentro ci sono un piatto con un diametro 45 cm di lunghezza, con 18 kg di peso, poi si mangiano minimo 5 persone. Addirittura? Sì. Seconda soluzione, come abbiamo da numero 38 fino al numero 129, tutti i piatti, tutti i clienti possono mangiare quello che vogliono, non c'è limite. A te Marco, mangi la cucina veneta, c'è qualche piatto che a te piace davvero? Non lo so, in questo periodo potrebbe essere il risotto con il radicchio di Treviso. Sì, la cucina italiana, dico sinceramente, non piace tanto. Invece mio figlio non piace cucina cinese, piace solo cucina italiana. Quindi aprirà un ristorante italiano? Sì, apriremo, sì. Allora io ti ringrazio davvero, noi ci vediamo questi brindisi a questo, come è chiamato, attenzione, Wok Marco, attenzione, le altre sono imitazioni, possiamo dire così. Noi ci fermiamo qui, Cronache Trevigiane come sempre tornerà la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario, grazie. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.